Un tempo non troppo lontano chi lavorava in un ente pubblico si sentiva in una botte di ferro, posto garantito a vita, stipendio assicurato, percepito puntualmente a fine mese. Oggi la musica è cambiata, lo spartito non è più lo stesso e le note sono diventate stonate. E così ecco levarsi legittimamente un coro di disagi e di proteste, impiegati increduli, arrabbiati, non ricevono più regolarmente la mensilità dall'ente di appartenenza. Il risultato succede questo. Pagare gli stipendi in un comune fa notizia. Titolone in primo piano. A Palazzo dei Giganti il sindaco dà rassicurazioni per il mese di luglio, poi mette subito le mani avanti, ma non potremo farlo, spiega ancora, per non prosciugare le somme. Nell'Agrigentino in sofferenza tanti altri enti locali, Porto Empedocle, Casteltermini, San Biagio Platani, per citarne alcuni. Da qui l'allarme degli amministratori, si mobilita l'ANCI Sicilia, l'associazione dei comuni chiede al governo regionale di trasferire i fondi, ma da Palermo rispondono picche, non c'è liquidità, un cane insomma che si morde la coda e sullo sfondo le famiglie sempre più in difficoltà, tartassate da costanti balzelli, tutti o quasi con le aliquote alle stelle e lavoratori in servizio in aziende private che annaspano in un mare di guai. Ecco la foto in bianco e nero che va via via sbiadendosi di un contesto socio-economico del nostro territorio sempre più povero e arido. E in questa ottica, certamente da incubo, c'è chi all'interno delle istituzioni, almeno nelle intenzioni, prova ad avviare un ragionamento di contenimento dei costi della politica. Appena ieri il consigliere comunale di Agrigento, Angelo Vaccarello, reduce dall'esperienza delle cosiddette commissioni d'oro, ha presentato all'ufficio di presidenza una richiesta nella quale, vista la situazione delle casse comunali, chiede un taglio del 70% dei gettoni e contestualmente chiede, attraverso una mozione, la riduzione ad un terzo dell'indennità spettante a Daniela Catalano, timoniere di Aula Sollano, nel rispetto del solco tracciato dai suoi predecessori Aurelio Trupì e Carmelo Settembrino. In soldoni il gettone per il consigliere dovrebbe passare dagli attuali 50 a 15 euro, mentre per il presidente da 3.600 euro a poco più di 1.000 euro al mese. Ai posteri l'ardua sentenza.